19 progetti di legge per 19 riforme che ridisegneranno il Veneto. È quasi un programma di legislatura quello che dopo l'annuncio di Zaia nel giorno di presentazione della Giunta è stato depositato in regione dal capogruppo della Lega Nord Nicola Finco, un programma che parte da due temi caldi, lavoro e sanità. Per quel che riguarda l'impresa andremo a rivedere tutto il sistema dei contributi, quindi in particolar modo al sistema di funzionamento di Veneto Sviluppo, mentre per quel che riguarda il lavoro sarà nostro dovere affiancare sempre più il mondo del lavoro al mondo della scuola. Un'altra parte importante riguarda la sanità e il sociale, qui ovviamente il nostro obiettivo è la riduzione delle ASL, l'eliminazione delle liste d'attesa e soprattutto per quel che riguarda il sociale la riforma delle IPAB. Ma tra le 19 leggi volute da Zaia c'è molto altro, quasi una riforma a 360 gradi. La riduzione degli stipendi di consiglieri regionali, ma anche l'eliminazione di vitalizi attraverso un provvedimento di legge statale e l'eliminazione dell'assegno di fine mandato. Poi tutta una parte che riguarda invece l'ambiente e le infrastrutture, quindi con una legge per il contenimento del suolo, la revisione della commissione VIA e poi una revisione attenta per quel che riguarda i project financing, anche e soprattutto alla luce di quanto accaduto lo scorso anno con la questione del Mose. Altro importante settore è tutto quello che riguarda gli enti strumentali della regione, ci sarà una forte razionalizzazione, quindi una diminuzione di questi enti e una riduzione anche delle spese e poi la vendita dell'enorme patrimonio che abbiamo. Quali saranno poi le tempistiche per l'approvazione di queste leggi? Le commissioni consigliari si stanno già istituendo, penso entro la prossima settimana saranno tutte operative e noi contiamo di portare avanti soprattutto le riforme prioritarie, penso alla sanità, al lavoro, a partire da subito, quindi spero entro fine anno di poter portare a casa già queste riforme importanti.